Da una realtà simbolo come il GRIS di Mogliano Veneto, dove si è vissuta giorno dopo giorno, nei decenni, l'evoluzione del trattamento della malattia mentale, il direttore Giorgio Pavan, a pochi giorni dall'omicidio di Moriago, dà la sua lettura del grande tema della gestione dei soggetti con problematiche psichiche, tornato drammaticamente d'attualità con la morte della 35enne Elisa Campeol. È un problema ovviamente enorme. Il GRIS ha avuto un ruolo e questo modello è un modello superato. Adesso siamo di fronte alla possibilità di un intervento territoriale, ma in verità siamo di fronte alle domande fondamentali dell'essere umano. Ogni giorno vengono uccise donne da mariti o ex mariti che sembrano tutti normali. Fabrizio Biscaro, omicida reo confesso, è un soggetto con conclamati problemi psichici, ma anche questo, dice Pavan, non è sufficiente a intercettarne la pericolosità. Capire quant'è il momento dell'acting out, cioè del passaggio all'atto, da un punto di vista clinico è davvero molto molto difficile. Potenziare i servizi e la rete di prossimità, questa è la chiave. Potenziare i servizi esistenti di psichiatria e irrobustire la rete di prossimità, le famiglie e le associazioni, i gruppi che conoscono questi problemi, lì dove si manifestano nel territorio. Un salto culturale lo deve però fare anche la società, aggiunge il direttore del GRIS. Rivolgersi allo psichiatra non deve essere visto come una macchia, una vergogna. È proprio uno stigma. Chi va in psichiatria o chi va dallo psicologo è matto per definizione e quindi questo è un errore fondamentale legato a uno stereotipo antico ma radicato ancora nella popolazione. Si va in psichiatria e si va dallo psicologo per cercare di stare meglio, così come si va dall'ortopedico per cercare di mettere a posto una gamba.